Piero De Luca di Indipendenza Veneta. Sì, allora io vorrei andare per ordine come hanno fatto coloro che hanno parlato prima. Allora, per prima cosa la questione delle banche è una questione gravissima che colpisce il nostro territorio. Ricordiamo che ogni anno c'è un residuo fiscale che scappa dal Veneto, questo si somma al residuo fiscale e quindi è un'ulteriore tassazione messa in un certo modo dal governo con un decreto legge fatto ad hoc, una cosa fatta ad hoc per colpire di nuovo il Veneto. Ma diciamo le cose come stanno, cioè noi andiamo a colpire chi ha fatto questo, no? I colpevoli, va bene, colpiamo i colpevoli e poi cosa succede? Succede semplicemente che è una crisi di sistema questa. Le banche venete sono arrivate a quel punto e erano sotto la lente di ingrandimento della Banca d'Italia e della Consob, due organi di controllo che dovevano avvisare prima, questo è il servizio che dovrebbero fare, i cittadini, i risparmiatori e coloro hanno contribuito a queste banche sotto forma di azioni o comunque obbligazioni. Chiaro che dovevano essere informati soprattutto quelli che hanno investito molti soldi, però chi doveva farla questa informazione? Cioè, se come sembra trasparire dalle varie situazioni, ti concedevano credito solo se diventavi socio della banca e magari con quote di un certo tipo che riuscivano a coprire l'esborso della banca per aiutarti nell'impresa. Penso che questa situazione qua sia un aggravante in tutto quello che sta succedendo. Questa cosa qua è una cosa gravissima, ma è una crisi di sistema, quindi noi stiamo parlando di palliativi. I palliativi in medicina sono qualcosa che ci avvicinano alla morte in modo sereno, senza soffrire troppo. E questo è, non è nulla di più. Colpiamo i colpevoli, però il sistema è ancora in piedi. Il sistema identico è ancora in piedi. Quindi questo è per quanto riguarda il sistema delle banche e il sistema Italia. Praticamente è una replica speculare al sistema Italia. Pochi che decidono quello che vogliono, impuniti se rubano e questa è la situazione. Sul discorso dei migranti penso che sia una cosa similare. Io non voglio mettere o fare parti della popolazione contrapposta nel dire migranti sì, migranti no. I migranti stanno arrivando, quelli che hanno diritto di star qua perché scappano da una guerra, da una situazione molto difficile, esempio la guerra, benissimo, dobbiamo aiutarli come Europa e quindi si deve parlare di Europa. Se no, se in questo caso non si parla di Europa, è inutile che mi vengano a proporre che dobbiamo fare gli interventi sulle banche allora. La BCE che invita l'Italia a fare l'intervento sulle banche popolari. Questo devono chiarirselo bene perché è impossibile accettare una cosa del genere. Quindi deve aiutarci l'Europa, deve aiutarci nei modi migliori che ha a disposizione, ma mi sembra tanto di vedere una replica del sistema Italia in un elefante burocratico molto più grande. Quindi questa Europa di stati ottocenteschi, ormai fallimentari, alla frutta. Abbiamo parlato di una signora di 70 anni chiamata Italia, che ieri ha compiuto gli anni, che è fallimentare dalla A alla Z. Stiamo parlando anche, se mi può concedere una piccola divagazione, di una riforma costituzionale che allontanerà ulteriormente, perché è già lontana dai cittadini, no? Questa politica, questa burocrazia è molto lontana, l'allontaniamo ancora di più. Quindi stiamo parlando di tutte entità che sono fallimentari a 360 gradi. Quello che si parla nella politica, tanto per tenere vivo il dibattito, è di vari palliativi che sicuramente non risolvono la questione, anzi la peggioreranno, ma la faranno durare sempre più a lungo. Questa è la politica attualmente. Allora, vorrei rispondere. Allora, all'inizio, per quanto riguarda le amministrative, è qualcosa di molto importante, è l'unica figura che rimarrà, andando avanti, se per caso passa questa riforma costituzionale, di reale democrazia sul territorio, sugli enti locali. Perché ricordiamo
che nella riforma costituzionale che poi vi vendono a tutti come Senato delle Regioni. Il Senato delle Regioni può solo dare dei pareri alla Camera e la Camera decide. Di precisione. Allora, è in corso questa riforma costituzionale che ridurrà da 30 a 5 le competenze delle regioni ordinarie, visto che le amministrazioni centrali hanno dimostrato in questi anni che hanno una gestione dei patrimoni, dei denari e dei soldi da parte dei territori ingegnosa, molto rivolta al futuro, di investimento sul territorio e quant'altro. Quindi la riforma costituzionale che voi dite che ci sarà un avvicinamento rispetto agli elettori, e io dico chiaramente che sarà il contrario. Perché? Perché tra poco le regioni diventeranno delle macro province. Le province, ricordo che dopo la riforma anche delle province sono rimaste, ci sono dei dipendenti pubblici provinciali ancora adesso. Cosa cambia? Semplicemente che gli elettori, cioè i cittadini, cioè la democrazia, non può eleggere queste persone. E la stessa cosa succederà anche in regione. Se posso... Sì, brevemente perché dobbiamo una battuta. Sì, chiaramente no, la nostra visione per questo referendum, proprio perché i cittadini devono votare le proprie intenzioni e che contino ancora per questo Paese, perché questo Paese ha dato chiaro sfoggio di quello che è, che praticamente quello che dice il cittadino qualunque conta poco e niente, forse per i sondaggi, dopo per il resto fanno tutto loro e si arrangiano a togliere competenze alle regioni. Ovviamente le amministrazioni locali, ricordiamo che sono quelle che contribuiscono in minor percentuale al debito pubblico. Quindi se noi accentriamo le competenze tutte a Roma, dove creano il debito, ovviamente l'Italia risorgerà, vero?